da oggi, venerdì 13 settembre, sino al 21, 9 giorni dedicati alla sesta edizione del Festival delle Ville Venete, manifestazione organizzata dall'Istituto Regionale Ville del Veneto e naturalmente del Friuli Venezia Giulia. Un'occasione importante per portare all'interno di questi luoghi ameni, straordinari, tutti da scoprire, aperti al pubblico a titolo gratuito in queste circostanze, balletti, danze, manifestazioni teatrali, convegni, dibattiti, talk show e dialoghi e tanti autori e personaggi importanti. Insomma, un modo per far conoscere una realtà storica che non va dimenticata ma anche rivalutata, e tra l'altro ci sono delle opportunità importanti per fare delle riflessioni e considerazioni. Riscoprire questi gioielli di Venezia all'interno del territorio veneto e del Friuli, e il festival li vuole celebrare nella loro eccellenza, presentando innanzitutto dei convegni ma anche e soprattutto dei momenti culturali che si collegano al mondo dell'arte, ma soprattutto che aprono dei grandi spazi ai giovani. Questo viaggio delle ville venete all'interno dell'Europa, perché il festival proprio interpreta anche questo messaggio, che è una Venezia che non si chiude ma che si proietta verso l'Europa e che diventa anche un po' un punto di riferimento per tutta quell'epoca del Rinascimento, che l'ha vista anche al centro di questa rinascita, che vogliamo un po' che sia questo nuovo slogan per lanciare un Veneto anche nuovo, un Veneto che si riconosce. Attorno a questi temi noi viaggeremo all'interno del Veneto e del Friuli con tanti eventi che abbracciano appunto il mondo dell'arte nel settore della musica, della danza, dell'opera, ma anche della poesia. Il Friuli Venezia Giulia annovera la sua regione in 3 province e 434 ville venete. Dal 79 ha fatto squadra con il Veneto all'interno dell'Istituto Regionale Ville Venete. In questo complessivamente 4.234 ville venete, una gran parte sono anche del Friuli Venezia Giulia. Sono opportunità per allargare i territori verso la Carinzia, verso la Croazia e verso quei mondi in cui la Villa Veneta magari fisicamente non è presente, però può dare quel turismo e quell'accesso alla Villa Veneta che noi sappiamo che tesora. Credo che il turista che viene qua, che vuole cultura, vuole paesaggio, vuole qualità, chieda una grande offerta per parlare bene di noi. Non si vende più su catalogo, si vende su passaparola, su sensazione, e la Villa Veneta è un oggetto straordinario, in un ambiente straordinario, e attorno a questo c'è il nostro modo di essere veneti. Insieme alla Toscana il Veneto è la regione di maggiore densità e civiltà, proprio attraverso le ville venete, i palazzi e Vicenza, e quindi tenerla alta nella tradizione della civiltà e della cultura, prima che nelle questioni dell'economia, che sono evidentemente vitali, vuol dire dare una direzione diversa all'economia.